La quinta edizione della sagra del pomodoro Siccagno che include, come si è visto, arte, cultura e la sponsorizzazione ecogastronomica della nostra comunità. Ci sono tantissime persone che vengono, stasera ci sarà tra l'altro la scoperta di Montesuso con il dottor Macaluso che ci illustrerà le nostre origini e poi ci saranno le varie degustazioni dei prodotti tipici. Fa parte sempre la sagra all'interno della nostra rassegna Sette Montallegrese. Quest'anno abbiamo rinnovato il look Bovo Marina, ora domenica ci saranno degli artisti che faranno dei murales lungo il muro che proprio portano alla spiaggia ed è un'unione proprio tra la spiaggia e il paese. Ci sono tantissime persone dei paesi limitrofi che ci vengono a trovare e stiamo puntando tantissimo proprio sul turismo che è il buono della nostra economia. Stasera presenteremo il nostro panino gourmet ispirato al territorio con dell'alice marinata, polvere di pomodoro, pomodoro essiccato Siccagno che giustamente è quello tipico della sagra. E mettiamo anche un patè di olive e il formaggio di Torre Salsa nero. Questa serata è dedicata al pomodoro Siccagno perché per noi qua il pomodoro Siccagno è tradizione. Noi questa sera abbiamo fatto 3 tipi di preparazione, un'insalata di cipolla rossa con del pomodoro Siccagno del territorio e una spolverata di tonno e subito dopo una bruschetta di pane con il pomodoro Siccagno. La terza pietanza che abbiamo preparato è la pasta diciamo con le melenzane.